Cominciamo con l'impasto del pane perché deve lievitare. In Perfetto. realtà io ce l'ho già pronto e basta infornarlo. Allora, voi avete delle dosi lì? Ce l'avete, vero, sul libricino delle ricette? Avete tutti il libricino delle ricette? Benissimo. No, per questo pane alle noci e montasio. Per 4 persone 400 g di farina 00, 400 g di manitoba, 15 g di lievito, 420 g di acqua, 30 g di sale, 15 g di zucchero, 40 g di olio extravergine, 200 g di grigli di noce e 200 g di montasio. Avete avuto la grafica, proprio come Casalice. È perfetto. Eh sì, va bene. Allora, Allora, parte da manitoba e farina mischiate insieme, oppure potete utilizzare già un mix per i lievitati. Io ho messo il lievito compresso, il lievito di birra, quello fresco. Sto facendo mescolare il lievito di birra. Non ho ancora messo acqua, avete visto? Metto appena adesso senza acqua un pizzico di zucchero. Poi c'è da dire che anche lì ci sono tante scuole di pensiero. Tantissimo. È vero? Nel senso che se noi ascoltiamo la signora bionda qui davanti, di cui non faccio nome e cognome per ora naturalmente, magari anche lei, non so se segue la tua linea oppure quella, faccio l'esempio di Antonino Esposito, o pizzaiolo. Ma che linea che abbiamo, Hai capito? Tutto tonda, ha detto tonda lei. Ascolta, quando si tratta di fare dei lievitati, lui ad esempio che fa la pizza parte dall'acqua. Quello esatto. lo fanno i pizzaioli. Ah, ok. I pizzaioli partono sempre dal liquido e vedono quanta farina chiama il liquido. Chi fa pane invece ha delle dosi più calibrate. Perfetto. Quindi io parto dalla farina, la sto mescolando con lievito e un pochino di zucchero. Non mettete lievito e zucchero insieme perché ha lo stesso effetto del sale. Lo inibisce. È troppo concentrato, quindi lo fa morire sotto un certo aspetto. Quindi anche qua lontano mettiamo l'acqua, eccola qua. Preciso. Più o meno queste dosi sono precise. Se manca un goccino di acqua ce lo mettete, ecco, però sono precise. Quindi in queste. 800 grammi di farina almeno la metà poi di 400 acqua. grammi di acqua, esatto, più o meno 400 Sì, grammi di certo. acqua. Mettiamo anche, adesso lo possiamo mettere il sale. Lei sta già guardando quello che è lievitato, curiosa come una scimmia dal culo pelato, come sempre. Certo, perché io ormai le conosco queste cose, non rido neanche più perché... E cominciamo a impastare. L'olio io lo metto verso la fine, non nell'acqua all'inizio. Perché? Perché l'olio comunque è un grasso. Sì. Se tu dovessi metterlo all'inizio, poi anche qua ci sono tante scuole di pensiero, cosa succede? Fa una pellicola nelle molecole di farina e il glutine fa più fatica a ricevere l'acqua perché lo impermeabilizza. Invece se tu lo metti quando la maglia glutinica è già fatta, lo incorpora però in un altro modo, di modo che rimane un po' stratificato, gli dà anche il croccantino. Rizzi? Questo con l'olio. Posso metterci il burro io? Certo. Al posto dell'olio? Anche lo strutto. Anche lo strutto. Però hai dei risultati diversi in base al grasso che tu metti. Diventa più morbido, no? Perché l'olio gli dà anche più colore, forse. Allora, l'olio, no, il colore non c'entra, No? nel senso che il colore glielo dà lo stesso, però l'olio tende a fare un prodotto più croccante, il burro più morbido, morbidissimo lo strutto, perché comunque composizione diversa, Certo. Quindi io faccio amalgamare bene, mettiamo ancora un pelino di farina. Io ho messo un pochino meno acqua perché c'è tanto umido oggi, quindi la farina, sai, è stata fuori. Mettiamo anche le noci, gherigli di noce. Ecco qua. E l'olio. Circa 2 cucchiai abbondanti, Adesso questo deve lievitare. Allora, io l'ho fatto prima, subito dopo l'evento di stamattina, e l'ho lasciato nel forno tiepido dove ho messo un bicchiere d'acqua sul fondo. Perché il forno tiepido con un bicchiere d'acqua? Ma fatto da camera di lievitazione, semplicemente quello. Il risultato che voi otterrete e che io metterò in forno... Che potrebbe farmi spaventare, è questo. secondo me. Quindi è però è giusto che sia così. molto più che raddoppiato. È vero. Come lo cuociamo?
Non lo so, Dai che 150 gradi? No, Di più, 210 200. gradi e poi abbassiamo il forno, 210 gradi per i primi 5 minuti. Poi abbassiamo il forno a 170 gradi e lo finiamo di cuocere. Perfetto, quindi la botta gliela diamo subito, Sì, poi il resto subito si dà la botta, Rizzi. E il risultato è questo, quindi dei bei filoncini alle noci che andiamo a togliere dal forno, belli croccanti. Fantastici. Aspetta che li appoggiamo qua che adesso scottano da matti. E devo dire, neanche a Questo farlo qua apposta, è il oggi abbiamo filoncino fatto alle delle noci, cose eh. molto invernali anche Bene. con questo tempo.